via! Ma stai zitta! Mi do la stambellata al mastro! Ne faccio leggere! Vada via! Io sto solo cercando di entrare nel... Vada via! L'incredibile aggressione al nostro collega, reo soltanto di documentare gli arrivi degli imputati nell'aula bunker, è cominciata con una valanga di insulti, trasformati poi in colpi di bastone e altro. Si è dunque presentato così Enrico Nicoletti, in libertà per scadenza dei termini di detenzione preventiva, uno degli imputati chiave. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono allo scorso 30 agosto, quando la finanza fece irruzione nelle 3 ville nelle quali Nicoletti si stava per trasferire, 4 ettari di terreno per un valore presunto di 10 miliardi. Gli sono stati confiscati beni per complessivi 1.200 miliardi. La sua dichiarazione dei redditi indicava invece solo 435.000 lire al mese. Anello importante, Nicoletti, dell'intreccio tra la grande malavita romana, la mafia e le connivenze di parte del mondo politico. 20 anni di storie oscure sulle quali il processo cercherà di far luce dal prossimo 27 novembre, quando finalmente dovrebbe entrare nel vivo.